Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, che si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse loro di darle da mangiare. Avete sentito, la figlia del capo della sinagoga, di nome Gairo, sta morendo. Letteralmente vuol dire è agli estremi. Significa che non si alza più dal letto, che non ha più né la voglia e nemmeno la forza di vivere. Gairo è disperato e proprio per questo non ha nessun timore di entrare in contraddizione con il suo essere capo della sinagoga. Si getta ai piedi di Gesù e lo supplica con insistenza. Detto fra noi, quale papà, alle prese con lo stesso dolore per la propria figlia, non si comporterebbe come lui? C'è però un particolare che merita di essere annotato prima di proseguire nell'analisi del testo. Gairo è un papà che vive una relazione con sua figlia da solo ed è oggettivamente molto possessivo. La ragazzina di 12 anni per lui è ancora una bambina da possedere ed è di sua esclusiva proprietà. Il suo linguaggio è significativo. Dice: «La mia figlioletta», senza fare nessun cenno alla mamma della ragazza. E sono particolari importanti che l'Evangelista inserisse in questo racconto perché ognuno di noi possa scoprire come Gesù sia in grado di liberare e di curare le nostre relazioni affettive, soprattutto quando queste sono segnate da dinamiche di possesso, proprio per questo paralizzanti. A quella ragazzina, costretta da suo papà a restare inchiodata nell'infanzia, le è venuta meno la voglia di vivere. L'amore possessivo del padre la sta privando della forza di vivere e con la sua ansia paralizzante quella ragazza denuncia attraverso il suo corpo che suo padre ha disatteso
la legge fondamentale della vita, quella che impone ai genitori di lasciare andare i figli per la loro strada e per quel futuro ignoto che devono abbozzare, costruire e conquistare. Per la nostra attualità. Ma non siamo anche noi alle prese con dinamiche simili? Molti nostri ragazzi, circa 60.000 in Italia, tra i 12 e i 19 anni, si ritirano dalla vita sociale per vivere nel chiuso delle loro abitazioni e per evitare qualsiasi tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta anche con i familiari. Nel linguaggio degli specialisti sono definiti hikikomori, che significa dal giapponese stare in disparte. Ragazzi soffocati dalla vergogna di non essere all'altezza del confronto con i coetanei. Ragazzi spenti dentro, pieni di aggressività, impauriti da una vita vera di relazione, che non hanno voglia di vivere. Ma sono tanti anche i nostri ragazzi e giovani che si vedono consumati dall'ansia, dagli attacchi di panico, da 1000 fobie a cui non sanno dare un perché e che vorrebbero fermare per ritrovare quella fiducia in se stessi e quella libertà che nessuno ha dato loro. Moltissimi di questi ragazzi si curano come possono e sono tanti anche quelli che si affidano a farmaci e a medici specialisti. Al punto che possiamo affermare che moltissimi ragazzi dell'Occidente sono come questa figlioletta di Gairo, iperprotetti, coccolati e assecondati in tutto, ma con un'ansia dentro che mangia loro la capacità di vivere il presente e soprattutto di guardare con fiducia il futuro. Sono giovani che cercano adulti autorevoli e non li trovano, che cercano persone capaci di prenderli per mano senza consumare la loro libertà e senza possederli. Ma vediamo come procede questo racconto del Vangelo. Prima di curare la bambina, se avete notato, Gesù allontana tutti quelli che lo deridano. Subito dopo prende con sé il padre e la madre della ragazza ed entra dove giace la figlia malata. Ma ormai l'essenziale lo ha già compiuto. Ha curato la relazione ferita tra papà e mamma. Li ha resi nuovamente capaci di corresponsabilità educativa e così facendo sgancia il padre dal possesso morboso della sua figlioletta e restituisce il coraggio della presenza ad una madre che chissà per quale motivo è troppo assente. Ed ecco il vero miracolo. Gesù dona alla coppia dei genitori il giusto equilibrio tra presenza, che non deve diventare morbosa e soffocante, e assenza, che non deve diventare sinonimo di abbandono. Crea cioè Gesù le condizioni perché i genitori si alleino per lasciare andare per la sua strada quella ragazza che non è più bambina e che deve diventare la sola protagonista del progetto della sua vita. Alzati, dice Gesù ai nostri giovani, diventa protagonista della tua vita.
Non lasciarti paralizzare dalla moda e dal fatto che tutti si comportano così. Prendi fiducia delle tue capacità, scoprile, alza la testa, guarda lontano, non temere, non aver paura di sbagliare, sganciati da chi non ti lasci andare e aiuta chi ti deve aiutare a costruire con te quella libertà senza la quale la vita si spegne. Ma Gesù dice però anche a noi adulti, a noi preti, a noi educatori, ai vescovi, impara a prendere la mano di chi cresce senza possederlo. Non plagiare chi devi educare, non consumare la sua libertà e non sostituirti al suo protagonismo. Possa tu, adulto, che accompagni un giovane nella crescita, essere una presenza che sa farsi assenza, quando chi cresce deve imparare a volare da solo, ma anche assenza che sa esserci quando è necessario aiutare chi è caduto a rialzarsi. Buona domenica a tutti. E allora la preghiera è questa. Caro Gesù, sai che cosa mi ha colpito di questo piccolo racconto? Che per il papà la figlia è ancora una bambina che deve essere trattata come una piccolina, la sua figlioletta. Per te invece la ragazza è grande, per questo l'hai presa per mano e le hai detto Talita cum, per trattarla da persona che sta diventando adulta e che deve alzarsi e decidere di non sentirsi più la bambina di mamma e papà, ma una donna. Credo, Gesù, che dovresti parlare anche con i miei genitori e con quelli delle mie amiche. Per loro noi siamo sempre piccoli. Non è di te che non mi fido, ripetono continuamente, è degli altri. Grazie Gesù, perché sento che tu hai tanta fiducia in me e perché mi tratti da grande. Gesù, dillo anche a me e ai miei genitori quel Talita cum che hai detto alla ragazza del Vangelo. Grazie.